Signore e signori, buongiorno, benvenuti a Baiardo alla festa alla barca. Questa festa tradizionale che la facciamo da 800 anni, oggi gradirete il loro spettacolo. Ringrazio tutti i partecipanti che siete intervenuti. Oggi abbiamo l'onore di avere la presenza anche della sezione regionale Marco Scagliola, della sezione regionale Luca Lombardi, della consigliera regionale Chiara Celli, che sono venuti a trovarci perché sono molto affezionati al nostro paese. E tutta questa manifestazione è stata organizzata anche grazie al loro contributo, che ringrazio ancora. Spero che vi divertiate e ringrazio il museo storico di Armanicanta, l'Italia Regione Paraso, Rione Paraso. E poi tutti quelli che si sono cambiati, sono anche i nostri costumi caratteristici del paese, e che ringrazio anche per aver collaborato con noi. Ringrazio anche amici di Baiardo che permettono di realizzare tutta questa manifestazione dandoci una mano dal punto di vista materiale. Poi faremo l'innalzamento dell'albero ed è importante la storica che ricorda proprio l'albero della barca che viene instato più adesso passo la parola un attimo all'assessore e buongiorno a tutti, grazie Remo, grazie dell'invito, siamo qua molto volentieri perché questa è una manifestazione che valorizza il territorio, valorizza questa bellissima e antica tradizione e noi le tradizioni le dobbiamo certamente portare avanti. Siamo qui per portare anche il saluto del Presidente Marco Lucci e un ringraziamento veramente a tutti coloro i quali hanno lavorato per la realizzazione di questa manifestazione, in primis il tema Moreno, tutta la sua amministrazione, ma anche piccole associazioni che meravigliosi, vestiti, il Rione Paraso sta già, perché altrimenti rischia la decapitazione, ma anche tutte le associazioni e gli amici di Baiardo che hanno permesso veramente con grande impegno la valorizzazione di questo evento. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo, di migliorare questi meravigliosi paesi, di renderli più vivi, più belli e anche più sicuri del lavoro che stiamo portando avanti. Grazie a tutti, passo la parola al collega Prismo Lombardi e veramente grazie di cuore e viva Baiardo. Grazie. Grazie a tutti, è un vero onore essere qui con voi e quindi saluto a tutti e a tutti. Per me sicuramente perché la mia famiglia proviene proprio da Baiardo, noi mi chiamo Lombardi di cognome, ma la mia famiglia si chiamava Caggiasso e sono i Verdi, perché noi siamo originari proprio di questa zona, quindi mi piace immaginare i miei anni qua ad alzare questo albero in ricordo di questa zona, di questa grandissima storia d'amore che c'è stato nel momento in cui i pisani e il pubblico italiano i pisani venivano a comprare legna, a fare legna per la legna dei stati per l'ottima qualità. È vero che questa manifestazione rientra negli progetti della Liguria, siamo estremamente contenti di portare il nostro contributo, come diceva Marco, con la collega Terri, perché noi crediamo che le tradizioni in tali luoghi possono aiutare moltissimo il canone turistico. In questo momento noi siamo molto forti proprio per i numeri e le presenze dei nostri interessati. Abbiamo battuto un record, quindi vi ringraziamo per la vostra presenza, ringraziamo l'amministrazione comunale e tutti i volontari che sono qui oggi con noi per il grande contributo che hanno dato per questa giornata. Buona giornata di lavoro a tutti. Grazie ancora. Adesso Mauro comincia adesso tocca a me a raccontarvi questa storia che si confonde, come vi dicevo prima, tra la fantasia, la tradizione e la storia. Perché noi diciamo 800 anni?
perché il fatto nasce da un periodo per cui ricorderete tutti a scuola le repubbliche marinare. Tra le altre c'erano, sapete tutti, la Repubblica di Pisa, e sapete anche che noi avevamo sotto in qualche modo il controllo della Repubblica di Genova, e sapete bene, chi è di Sanremo lo sa in particolare, che Genova era parecchia matriglia con i suoi sottoposti, tanto è vero che Santa Tecla, il famoso fortezza, è stata costruita per fare in modo che i sanremesi dovessero stare sottomessi. Per cui i nemici dei miei nemici in qualche modo sono miei amici. All'epoca delle repubbliche marinare i marinai pisani venivano diversi mesi all'anno a procurarsi il legname necessario per armare le barche. All'epoca non esistevano gli antivegetativi per le barche, quindi le barche ogni 4-5 anni andavano riarmate da capo. Bene, venendo qua un gruppo di dignitari e di marinai a recuperare questo legname, in questi mesi nacquero delle relazioni, delle simpatie, e in particolare tra le 3 figlie del conte Rubino di Baiardo, che era il signorotto locale, e 3 dignitari, pezzi grossi di questa delegazione pisana. Come sempre le ragazze del posto si innamorano di quelli che vengono da fuori, questo è sempre successo, e quindi anche in quel caso avvenne così. Ma all'epoca i signorotti usavano i matrimoni delle figlie per intessere relazioni politiche, e ovviamente non avevano nessuna intenzione di concedere la possibilità a queste 3 ragazze di potersi innamorare di chi volevano. 2 vennero, invitate duramente a smettere, la terza, Angelina, ricordiamo solo il nome di questa ragazza, si rifiutò di accettare questa imposizione e raggiunse il suo innamorato in un luogo che ancora oggi si chiama Viale degli Innamorati, è nel bosco vicino al campo di calcio, tuttora è un posto molto carino, e lì venne raggiunta dagli armigeri del signorotto, cioè del famoso conte Rubino, che non aveva ovviamente intenzione di concedere questa possibilità di fuggire, di andarsene, con questa famosa barca di cui appunto il nome di questa festa, che avrebbe dato la possibilità di vivere felici e contenti. Raggiunta la figlia, intimandogli per l'ultima volta di rinunciare a questo onore, e al rifiuto di Angelina il signor Rubino, il conte Rubino, all'epoca i rapporti padre-figli erano piuttosto ruvidi, gli tagliò la testa, gli fece tagliare la testa. E questa è la parte tragica, ma la popolazione di Baiardo, che ormai si era innamorata quanto loro di questa storia d'amore, si ribellò e impose al conte Rubino di fare delle esequie adeguate a quella ragazza, per in qualche modo onorare questo amore. E da quell'epoca, proprio per onorare questa storia tragica che ha fatto parte della storia di Baiardo da così tanti anni, viene in questo periodo dell'anno, che è il periodo migliore per tagliare gli alberi, che è sempre un pino ad aghi corti, che è perfetto perché non ha dei nodi, quindi è perfetto per il legname. Ebbene, viene tagliato il giorno prima, trasportato in piazza, scorticato come potete vedere, e viene innalzato con la sola forza delle braccia, e sarà un bello spettacolo poter partecipare a questo momento suggestivo. Noterete poi che in cima a questo tronco c'è un altro pezzo di pino, e quel pezzo di pino rappresenta purtroppo la testa di quella ragazza che venne decollata
per questa grande storia d'amore. Per cui vi chiedo ora di partecipare al piccolo ricordo che farà il Parrasi di Taggia di questo tragico momento della storia di due innamorati che non poterono vivere il loro piacere di stare insieme e successivamente di partecipare anche personalmente. Noi ci fa molto piacere partecipare a tirare su l'albero con le cose. Nostra condanna a morte tramite il nostro versato per tutte le offese e i disonori che avete arrecato a noi e tutta la comunità. Madonna, non possiamo e non vogliamo stare in mano. Sono troppo forti le offese arrecate alla nostra comunità. Perché di notte? Le saremo sapete tutto, risparmiatela! Madonna, la nostra pazienza ha un limite. L'unica indulgenza che possiamo concedervi è che la decapitazione non avvenga davanti a tutto il popolo. Anche noi alla fine mostriamo pietà e che la misericordia di Dio vi accolga e perdoni noi dei nostri peccati e del nostro operato. Noi con Perduto. Invito quindi tutti quelli che hanno voglia di provarci a unirsi ai gruppi, che sono più di uno, che tireranno su con la sola forza delle braccia questo albero, che verrà, così continuo un pochettino a raccontarvi un po' di curiosità, verrà poi la settimana prossima, verrà messo all'asta al pubblico incanto e tutti gli anni raggiunge sempre cifre abbastanza considerevoli, perché tradizione vuole che l'albero della Pentecoste vada innalzato entro la mezzanotte, l'albero alla barca, entro la mezzanotte, e quindi racconterò ancora una volta questa storia che ha un po' di leggenda, un po' di realtà, un po' di verità e un po' di fantasia, ma che a noi piace raccontare da, come vi dicevo, da più di 800 anni. Salvo, comincio con le piccole curiosità, salvo una quarantina d'anni, a cavallo del 700-800, quindi a fine 700 e a inizio 800, una quarantina d'anni fu interrotta perché? Perché arrivò Napoleone, e Napoleone, come sapete benissimo, acquisì anche la Liguria, e siccome questa festa aveva qualche caratteristica che poteva ricollegarsi a una questione religiosa, e Napoleone apparteneva a una cultura assolutamente contraria, la fece interrompere. E come spesso capita, quando una cosa viene interrotta, prima di ripartire ci sono grosse difficoltà. Per cui per una quarantina d'anni, fino al 1835 se non ricordo male, venne interrotta e poi si riprese. Questa è la piazza dove da molti anni viene issato l'albero, ma non è stata l'unica piazza, perché in passato la piazza principale del paese non era questa, ma era quella dove qualcuno di voi, spero tanti, hanno avuto il piacere di visitare, cioè la Chiesa Vecchia, quella che noi chiamiamo Chiesa Vecchia, quella che è in alto al villaggio, che è senza tetto,
E quindi quella era la piazza principale e veniva issato lì. L'albero era molto imponente e nei Carugi non ci poteva passare, per cui si usava uno stratagemma. Si passava da nord, da quel luogo che noi chiamiamo Lubago, citato anche da Calvino, no? Il famoso ombreggiato Lubago, e attraverso una finestra veniva fatto passare e poi infilare nella piazza, perché era impossibile, talmente alta era la lunghezza per passare nei Carugi, che sono i Carugi liguri, in salita, stretti e complicati. Per cui per molti anni avvenne lì, in quella piazza, e per qualche occasione avvenne anche in una terza piazza, quella che noi chiamiamo piazza De Luciani, che è l'ultima piazza. Adesso le giri. Perché non mi date anche 2 giri intorno al collo? Vittorio, hai detto bene. Questa è la sola lì. Così, adesso dovete seguire me, cazzo. Qua, seguire me, così. Ok? Basta, ancora uno. Ma non di più. Così, e poi basta. Questa va di là. La sproglia va di là. Questa va di là. A posto? Ancora un bel applauso Perché poi quando fa ai figuranti del quartiere del Palazzo di Caccia, questa va di qua. che ci hanno fatto sentire un pochettino la stessa atmosfera di quella giornata tragica. Così, ok. Come? Così, no? Questo va di qua, questa va di qua e questa va di qua. Lasciala legata, non legata. L'hai passata sotto. Non è passata sotto, così. Seguite me, questa a sinistra, questa a destra. Non slegata, lasciala lì da un lato. Per favore, allontanatevi la cosa che è molto pericolosa. Fermi. Tutti fermi! Allora, tirare piano! Quindi sopra! Quindi sui pedestini! Tirate! Sì, lo so. Zio, le corde. Sì, lo so. Ma non punti così, Allora, da dietro, Aissa! Aissa siamo i due. Aspetta! Vai! Fammi una corta! No, ce n'è una corta! Ma dietro chi c'è? Dai, siamo in due, basta, finito! Un gruppo dietro! 3 persone! Saliamo! Lasciamo fermo perché c'è gente dentro! Vediamo noi Appena, centimetramente! Questa vai in avanti, capito? E la lunga dietro, ma la corda davanti! Solo peso e non tirate! Aissa dietro! Attenzione qua, attenzione! Aissa!
da dietro, Isha! Sempre da dietro, Isha! Via con le tavole, via con le tavole. Sempre da dietro, Isha! Bravo, dai! Al posto! Oh, voi non tirate, accompagnatemi! Sì, devi fare, lo devi fare così qua. Dietro non tirate, tenete così e basta. Sempre da dietro. Isha! Voi tenete tese, sempre tese. Isha da dietro. Tieni che non vada di là. Tirate più! Non tirate più! Fermi! Ragazzi, appena tirate a voi! Appena! Va bene! Allora tirate un po' tutti appena! Piano! Fermi! Piano, tutti e due a terra. Non ho tagliato 2 metri. Voi fermi! Povertà Marina! Non tirate più! Io perché ma che ce l'abbiamo? Allora, voi tenete fermo, non dovete tirare. Serve a noi. Allora, di qua bisogna tirarli qua. Mollate sopra, mollate la corda un po' appena, Tirate voi un po'. Sì, va bene. Vai. La scuola con la Laura Roberti. Alza. Me l'hai fatto tu, una gara propria. Vicina se vai indietro. Vai, gusta. Apri! Grazie ragazzi. Grazie.
quando gira a barca lo facciano soprattutto le donne, perché è una storia femminile, è una storia di rivolta femminile e quindi soprattutto le donne. Però da qualche anno abbiamo concesso di partecipare anche a noi maschietti, per cui qualcuno di voi che vuole partecipare è assolutamente benvenuto. Tra le altre una signora che ha 96 anni.
Grazie a tutti. Adesso ci sarà la fantasia, anzi no, la magia del scioglimento dei nodi. Dello scioglimento dei nodi in questo modo. Adesso vedo una manualanza, ma che